E questa dunque è la situazione. Come potete vedere, il portone d'ingresso nel lato dove si trova il binario di precedenza aperto, ma tra l'altro abbiamo scoperto anche una cosa, che come potete vedere, ripetiamo, questo era aperto, guardate, questo è il lucchetto che chiudeva il cancello, completamente tagliato con una flex o comunque con un seghetto, e da qui praticamente il grosso è entrato dentro in stazione per iniziare la loro opera di assalto al treno che da Udine stava raggiungendo Venezia e si sarebbe dovuto fermare soltanto alla stazione successiva di Codroipo. Gente esperta che conosce le tecniche di sicurezza ferroviaria. Un primo gruppetto ha risalito la massicciata lungo la strada Poderale nel punto in cui il binario pari, quello del treno in arrivo da Udine, si raccorda con quello delle precedenze a 300 metri dalla stazione. Accendendo segnali rossi lanciati sui binari che annunciavano improvvisa via impedita al convoglio, obbligando il macchinista alla frenata di emergenza sino al punto di sosta, mentre il resto della truppa tagliava il lucchetto del cancello del varco numero 7, raggiungendo il piazzale e attuando in pochi secondi la spedizione punitiva. Il macchinista del treno regionale veloce ha seguito tutte le procedure previste dal codice e una volta fermo ha aperto le porte per permettere ai passeggeri di uscire celermente, visto che le stesse erano state sfondate dall'azione teppistica e violenta dei 50 facinorosi. Basigliano è una stazione impresenziata, senza personale controllore, riservata come alle eventuali precedenze e ai treni regionali ex locali, che porta alla luce lo stato di abbandono e degrado in cui si trovano in chiave sicurezza le fermate di periferia, ideali per questi episodi di criminalità organizzata.